Buongiorno Notizia. 8:50, ancora gli approfondimenti di cronaca con l'ANSA che parla di assenteismo all'ASP di Catania. 19 indagati, 19 dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Catania sono indagati per truffa dalla procura per casi di assenteismo nelle sedi di Gravina, Tremestieri Etneo e Sant'Agata Libattiati. Tra loro anche Angelo Lombardo, fratello dell'ex governatore della regione Sicilia ed ex leader dell'MPA Raffaele, a processo per concorso esterno all'associazione mafiosa. Al centro delle indagini accertamenti dei carabinieri del NAS che hanno piazzato delle telecamere davanti all'orologio marcatempo di ingresso e uscita dal lavoro. L'osservazione è durata per brevi periodi. Alla fine del 2014 l'accusa a vario titolo è di essersi allontanati dal lavoro dopo aver timbrato, di avere affidato il proprio badge ad altri colleghi che lo strisciavano in loro assenza. Il procuratore Carmelo Zuccaro e il sostituto Fabio Regolo hanno chiesto il loro rinvio a giudizio. L'ASP si è costituita parte civile con l'avvocato Isabella Altana. La decisione del GUP Alessandro Ricciardolo è prevista il 6 marzo prossimo.